onda la rassegna stampa. Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno annega. Ehi, capitano mio, vado giù, non è blu questo mare, non è blu. Tra rifiuti, pesce, cani ed SOS, vado alla deriva, sto affogando. Che cacchio stai dicendo? Affoghi in un bicchiere? Sai nuotare come me, più di me. Ce la fai se non vuoi, sì che puoi. Prendi fiato e vai, vai che ce la fai. Sai che c'è, non ce ne frega niente dei pescecani e di tanta brutta gente. Siamo delfini, è un gioco da bambini, ma ehi, capitano mio, c'è una sirena, dice che mi ama, forse crede, non lo so. lo saprai se anche tu l'amerai. Non ci si nega mai a chi dici sì, dille di sì, sì, sì. Sai che c'è, non ce ne frega niente, sirene o no, noi ci innamoriamo sempre. Siamo delfini, giochiamo con le donne belle. Sai che c'è, non ce ne frega niente, il mare è un letto grande grande, siamo delfini, è un gioco da bambini, mare. Mare, facci sognare tu. E tuoi fondali verdi e blu, quanti tesori persi, sommersi. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te, cara Natalia. Avete appena ascoltato Mimmo Modugno e suo figlio Massimo nel 1993. Questa fu anche la loro ultima apparizione, fu l'ultima apparizione televisiva di Mimmo Modugno. La canzone si chiama Delfini e, come avete appena ascoltato, mi sembra abbastanza chiaro che sia dedicato ai nostri 5 sub scomparsi ieri alle Maldive. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Io sono Antonino Danna. Questa è la puntata di oggi, sabato 16 di maggio, della rassegna stampa. Ci sono io al posto del grandissimo Pier Vittorio Scimia. Poi da lunedì il mondo tornerà, ve lo prometto, tornerà a girare come sempre girato, ma cominciamo la nostra trasmissione. Come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il nostro direttore Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o il WhatsApp fin da subito, oppure 0292947222 quando lo dirò io, e cioè il telefono lo apriamo dalle 9
per cui cercheremo di fare una rassegna il più possibile veloce. Prima di cominciare dando un'occhiata alle agenzie e poi alle prime pagine dei giornali, la nostra Alessandra Mori mi segnala che oggi alle 15:30 nei giardini del comune di Latina, Confagricoltura Latina celebra 60 anni di storia, ci sarà questo grande evento. A fare gli onori di casa il presidente di Confagricoltura Latina Luigi Niccolini, il sindaco di Latina Matilde Eleonora Celentano, il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella. Ci sarà anche un intervento introduttivo del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Poi dalle 16:20 ci sarà un panel su tecnologia e ricerca in campo per la rivoluzione agricola. Caposervizio lo modera il caposervizio di Latina Oggi, Graziella Di Mambro. Poi ci saranno gli amministratori delegati di Bayer Crop Science Italia Patrick Gerlich, il senatore e consigliere politico del ministro dell'Agricoltura Giorgio Salvitti, l'eurodeputato Salvatore De Meo. Alle 17:10 panel sul nuovo volto dell'impresa agricola tra lavoro ed economia globale e conclusione affidata al presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Soddisfatto Nicolini che dice 70 anni fa nasceva Confagricoltura Latina e in particolare abbiamo scelto di celebrare questa data non guardando indietro con nostalgia, ma mettendo al centro temi concreti come innovazione, lavoro, ricerca e competitività. E il direttore di Confagricoltura Latina, Mauro D'Arcangeli, sottolinea che i 70 anni di Confagricoltura Latina rappresentano il racconto di un territorio che ha saputo crescere insieme alle proprie imprese agricole e continua ad avere un ruolo centrale nello sviluppo agroalimentare nazionale. Auguri, auguri, auguri. L'appuntamento dalle 15:30, se siete in zona, al comune di Latina. Adesso cominciamo con le agenzie, l'ANSA. Quali sono le notizie del giorno? Sava Sandir, la tragedia alle Maldive, il maltempo ferma le ricerche, sullo yacht altri 20 italiani. I gas nelle bombole e l'errore umano, l'ipotesi della tragedia alle Maldive. La testimonianza, il marito di Monica Montefalcone non avrebbe messo a rischio nostra figlia. Le indagini tra Roma e Malé sulla strage dei sub. Internazionali, Sinner, partenza sprint, sofferenza e pioggia, la semifinale slitta domani. La Meloni ha fatto una telefonata a Giachetti convincendolo a smetterla di fare lo sciopero della fame per le nomine alla commissione di vigilanza RAI, avrebbe potuto farla anche al nostro Maurizio Bolognetti, che ha rischiato la vita più volte per avere verità e giustizia su questo tema, ma non se l'è filato di pezzo a nessuno. Noi almeno sappiamo di essere dalla parte giusta della coscienza perché gli abbiamo dato voce. La Gran Bretagna, il re di Manchester in pole per scalzare Starmer, il sindaco di Manchester. Per Burnham c'è lo scoglio di una suppletiva a rischio. Stati Uniti, ecco la lettera del tycoon a Vance, cosa fare se mi uccidono, istruzioni in caso di morte, i complottisti, Trump nel mirino di Big Oil. Andiamo a vedere la BBC che naturalmente parla ancora degli effetti dell'incontro Trump-Xi. Sapete che Trump ieri ha detto chiaramente che bisogna ribadire a Taiwan di non dichiarare la propria indipendenza, altrimenti la molla. E poi che altro? Non sto cercando che qualcuno si dichiari indipendente, ha detto il presidente a Fox News venerdì durante il volo di ritorno dalla Cina. Il presidente taiwanese Lai Ching-te aveva poco prima dichiarato che Taiwan non ha bisogno di dichiarare un'indipendenza formale perché già si considera una nazione sovrana. Gli Stati Uniti hanno a lungo supportato Taiwan, incluso il fatto di essere obbligati per legge a fornirle strumenti di autodifesa, ma hanno spesso dovuto far convivere questa alleanza con il mantenimento di una relazione diplomatica con la Cina. Trump poco prima aveva detto di non aver preso alcun impegno in alcun senso a proposito dell'isola ribelle che la Cina definisce come parte del suo territorio e che non ha mai escluso di prendersi con la forza.
Ah, che bel mondo. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei giornali. Eccoci qua, Avvenire, il quotidiano dei vescovi, che commenta negativamente la visita trumpiana in Cina. Accordi fantasma, il fatto tra i capitoli aperti resta quello di Taiwan, dalla Casa Bianca segnali di disimpegno e preoccupazione, mezzi affari, molti silenzi pesanti al vertice Trump-Xi che mercoledì vedrà Putin. Il Nobel Stiglitz, la guerra è pagata dai poveri, sul commercio il tycoon ha fallito. Fotonotizie centropagina, crisi, nuova fase del confronto scontro con gli USA, il direttore della CIA guida lo sbarco a Cuba, John Ratcliffe è andato sull'isola, pare però che il Vaticano stia cercando di mediare l'eventuale esilio di Raul Castro. Conti pubblici, si valuta un nuovo pressing sull'UE in tandem con la Francia, il governo a rebus energia, manovra correttiva, anzi no, è una voce dal sen fuggita di Antonio Tajani. Mossa Stellantis, Peugeot e Jeep made in China, l'auto europea cerca alternative. Nel frattempo i cinesi si vengono a comprare gli stabilimenti in Europa e segnatamente in Italia, pare che si vogliano prendere, ve lo dicevo ieri, Cassino e Melfi. Il Corriere della Sera, mitico Corrierone, eccoci qua, l'apertura, le Maldive nel gruppo 20 italiani, stanno bene, mistero della grotta, il difficile recupero dei corpi a 50 metri, vedete la professoressa Monica Montefalcone, docente del Dipartimento di Scienze della Terra Genova e la figlia, appena 22 anni. Il presidente, non percorreremo 15.000 chilometri per andare in guerra, Italia, inflazione al 2,7%, Trump avverte Taiwan, il vertice con Xi, Pechino, lavoriamo per ridurre i dazi, Donald nega. Un momentito che abbiamo un piccolo qui qua con la condivisione, grandissima anche la condivisione stamattina. Eccola qui, vediamo se adesso funziona. Natalia, dovresti vederla. Intanto buongiorno a te e buon lavoro. Vediamo se la vedi, non la vedi, io non so più. Io comunque l'ho avviata. Tiremmo innanzi, vediamo un po'. No, non la vedi. Mi pare strana questa cosa. La interrompo, la riapro di nuovo, ma vediamo se a me la dà. Questo funziona, bla bla bla, bla bla bla. Consenti, ecco. Ora? Non si sa. Vediamo un po'. Comunque, vi dicevo, ognuno sogna lo stupro, Rai, frase shock della giornalista, su Garlasco scoppia il caso, bufera sulla giornalista Concita Borrelli per la frase shock su Garlasco a porta, gravissimo, dice il PD, verifiche in Rai, accuse della e le scuse della trasmissione. Poi a centropagina l'intervista Michele Placido, il mio dolore per un aborto, ero in collegio, baciai la suora. Michele Placido si confessa ad Aldo Cazzullo e Sandra Cesarale in occasione dei suoi primi 80 anni, o se volete i suoi secondi 40. È appena il caso di dire che Michele Placido, io ho portato come Fantozzi il lutto al braccio quando Michele Placido è morto nella piovra, lui che per me sarà sempre il commissario Cattani dalla parte dei buoni. Andiamo a vedere adesso il Fatto Quotidiano, eccolo qui, su Minetti ci sono altre due testimoni da non sentire, la Grazia smentita, le ex colleghe della dipendente di Cipriani confermano il suo racconto, anch'io non lavorai più dopo i no. Che farà il procuratore generale? Adesso la procura farà appello, Sgarbi i motivi dell'assoluzione, il quadro rubato è suo, candela aggiunta per migliorare l'opera. E poi l'Ucraina, prima tranche UE, ma solo per un anno di guerra, i 90 miliardi a Kiev già non bastano, l'ex portavoce contro Zelensky. Andiamo avanti con gli altri quotidiani, ecco qua Il Giornale e naturalmente con Il Giornale esclusivo i piani di guerra di Askatasuna, così il centro sociale vuole mettere a ferro e fuoco il paese, porte girevoli nella giustizia, da Toga Rossa, dirigente del PD, l'ex procuratore generale di Napoli è entrato nella segreteria regionale Dem,
Caso dossieraggi, la procura manda a processo Striano, Laudati e 2 cronisti, inchieste ispirate dal Domani. Pace a ostacoli, fotonotizia a centropagina, c'è il cacciamine Crotone partito da Augusta, 2 cacciamine italiani verso lo stretto di Hormuz, Trump Xi, il nodo Taiwan. E poi la tragedia dei sub, aperte le indagini, Maldive, tutte le ipotesi sulla morte degli italiani. Il tempo continua la sua, stavolta parla stamattina in prima pagina di immigrazione, chi fa e chi disfa, mentre il governo continua a ridurre gli arrivi clandestini in Italia. In piazza Trieste va in scena il lavaggio del cervello di piccoli alunni, Fratelli d'Italia e Lega interrogano Valditara, subito sanzioni per le maestre. Una vicenda che io trovo a metà tra il ridicolo, l'inquietante e l'imbarazzante, cioè in una quinta elementare di Marostica i bambini sono stati messi scalzi, bagnati e bendati per imparare a fare i migranti. Una volta al mio paese, non so al vostro, ma credo pure, una volta al mio paese si chiamava lavaggio del cervello, così per dire, no? Cioè qui siamo oltre il concetto dell'egemonia culturale di gramsciana memoria, qui siamo proprio all'indottrinamento comunistoide nelle scuole, veramente. Io non ne posso più, non ne posso più. Un conto è ragionare, riflettere sulle notizie, e un altro è fare queste cose. Lasciamo stare. Va bene, Francesca Musacchio, sempre brava, 10 anni di infiltrazioni della Cina in Italia, continua l'inchiesta del Tempo sull'assalto della Cina al nostro paese. Dal 2016 era attivo il pattugliamento congiunto, ecco come il Viminale lo ha bloccato, l'intesa fu fermata dopo lo scandalo delle stazioni di polizia cinesi clandestine. Come vedete, ieri vi parlavo della banca clandestina, oggi vi parleremo anche delle stazioni di polizia clandestine. E poi il grande momento comico della rassegna stampa, il più divertente, il tempo di Osho, Roma-Lazio, derby di mezzogiorno tra Corsa Champions e Veleni. Ci sono 2 giocatori, uno è la Lazio e l'altro è la Roma, sono tutti e 2 stesi per terra, il primo dice all'altro: oh, mi sa che tocca al Sasse, hanno cominciato, e dai, ancora 5 minuti. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, Maldive, i subitaliani intrappolati nella grotta, il maltempo ferma le ricerche delle vittime, l'unico recuperato dei 5 corpi e dell'istruttore, altri 20 connazionali sullo yacht della spedizione, si indaga anche sulle autorizzazioni. Di spalla, Trump dopo Xi molla Taiwan, avverte l'Iran, e poi ancora ognuno di noi sogna lo stupro, frase shock in Rai, bufera sulle parole pronunciate da Concita Borrelli a porta nel corso di una puntata su Garlasco. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro. A me viene da vomitare solo all'idea, però ho scoperto che ognuno di noi sogna lo stupro. Va bene, come vuoi. Confessa il killer quindicenne del bracciante Saco in quel di Taranto, Baricco al salone, gli eretici dopo i barbari, No Kings, un boss, il concerto politico di Springsteen. Springsteen ancora va in giro a fare il politicante, che noia. La Stampa, energia fuori controllo, Meloni preme sull'UE, la premier oggi in Grecia, sbloccare Hormuz, Standard & Poor's conferma il rating ma serve prudenza. Risale l'inflazione, Tajani evoca la manovra correttiva, arriva l'alt da Palazzo Chigi. Di spalla la tragedia alle Maldive, la strage dei sub, la mamma di Fede stava realizzando il suo sogno. Fotonotizia a centropagina, Alessandro Baricco ricorda oggi come 50 anni fa lo scudetto del Torino, il Toro e i 50 anni nello scudetto, dialogo tra lo scrittore e l'attaccante simbolo, io e il mio Puliciclone come lo chiamava Gianni Brera, pace all'anima sua. Lo storico Barbero a 11 anni, Napoleone mi ha cambiato la vita. E beh, l'ha cambiata a tanti che si credevano come lui. La Verità, eccoci qui, caso Garlasco, gli avvocati di Andrea in contraddizione davanti ai PM, esempio il capo degli investigatori sulle intercettazioni, io sono un asino, surreale verbale del luogotenente Sapone sull'inchiesta del 2017, perché non ho attivato una microspia, non so, non me ne intendo. Non ci furono dati gli atti del processo Stasi, facevano tutti i magistrati, noi informati dai giornali, le mie telefonate all'indagato, boh.
Bocca mia, taci. Fotonotizia a centropagina, modello Emilia, il 30% degli stranieri è assistito. Poi ancora a centropagina, la UE non sa come sono spesi i soldi del PNRR, la Corte dei Conti europea, non tutti gli stati mandano i rendiconti, solo i principali 100 progetti sono dettagliati sui costi reali. D'altronde i 577 miliardi prestati da Bruxelles erano legati a voci di spese incontrollabili o inutili. E vai. I dottori del Veneto, no a una legge sul suicidio assistito, sull'obiezione di coscienza, l'ira dei medici, salviamo vite, non uccidiamo. Libero, asse con le Ollus lesbo gay, il patto anticattolici del Campolargo, Elli e compagni promettono riforme radicali sui diritti civili al primo Consiglio dei Ministri. Dobbiamo scuse al mondo LGBT, perché in Italia governa Hamas o governano gli Ayatollah? Non ho capito, scuse di che? L'idea ora di diversità a scuola, Cuneo, IRPEF e giovani, tutte le tasse tagliate dal governo Meloni, la CIA a Cuba tratta l'esilio di Castro, il discorso alla Sapienza, i bergogliani minano il pontificato di Leone, Antonio Socci osserva che ancora una volta il Papa si è prodotto in un testo nel quale non si nomina minimamente Gesù Cristo, quindi è evidentemente di origine sudamericana. Le parole chiave dell'inchiesta, dall'aplotipo alla zigrinatura, ecco il dizionario di Garlasco. E poi eccolo qui, l'eroe del giorno, lo si nota di più se va alla flottiglia e sta zitto o lo si nota di più se va alla flottiglia e si lamenta? La seconda che ho detto, signore e signori, gioca con noi il parlamentare 5 Stelle Dario Carotenuto in navigazione verso Gaza con la flottiglia, che frigna contro Libero, signore e signori, perché ieri Libero ha detto che questo galantuomo non aveva un soldo di reddito quando è stato eletto parlamentare e ora dichiara 98-100.000 euro di redditi all'anno allo Stato. Beato a lui che ha preso la schedina vincente, dobbiamo fare. Andiamo a vedere, tra l'altro non c'è stato uno nel campo largo che abbia appoggiato la sua iniziativa e Israele ha già detto che manda Shalayet 13, gli manda gli incursori a prenderseli tutti in alto mare e rispedirli a casa. Così magari finisce sta pagliacciata. Italia Oggi, chiudiamo con la prima pagina di Italia Oggi, tasse auto eluse per 2 miliardi e mezzo, scrive Francesco Cerisano a pagina 22, il gettito perso dalle province per le pratiche elusive delle società di autonoleggio che hanno spostato fittiziamente la sede a Trento e Bolzano. Ma adesso si cambia. Consip con l'IA vuole ridurre i tempi degli appalti del 60%, poi ancora abbiamo tutela del Made in Italy, Chiarello e Milani a pagina 28, alimenti doppi GP, per chi bara multe fino a 70.000 euro, stop all'attività. Infine, Massimo Solari, nulla di fatto il bilancio realistico dell'incontro a Pechino tra Trump e Xi Jinping. Implacabile come sempre il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi, eccolo qui, e in particolare il debito pubblico americano ha raggiunto la cifra astronomica di 39.000 miliardi di dollari e cresce a un ritmo folle, tanto che ad agosto 2025 era di 37.000. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato che il percorso del debito non è sostenibile, non finirà bene se non facciamo qualcosa abbastanza presto. Il problema si comincia a porre a livello finanziario globale, dove i titoli del tesoro USA erano considerati a rischio zero. Ora si comincia a dubitare che sia ancora così. Questo rischia di far crescere il costo degli interessi che gli investitori pretendono per finanziare l'immenso debito americano. Se si sommano questi dubbi a quelli generati dal costo della guerra in Iran, la crisi energetica, l'inarrestabile crescita cinese, la miscela può diventare esplosiva. Forse è questo il motivo per il quale Trump si agita tanto. A saperlo. Si sono fatte le 8:25 minuti e 45 secondi. Noi facciamo una bella cosa, un momento di pausa, ci ascoltiamo i Bee Gees con Stayin' Alive del 1977 e torniamo tra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione.
Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Broncofree a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Antonino. Molto bene, grazie Natalia. Alle 8:32 minuti e 3 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata sostitutiva del grandissimo Pier Vittorio Scimia in rassegna stampa, e anche di Matteo De Sio. Noi adesso vediamo di portare a casa la rassegna. Ahimè, stamattina non va la condivisione, non abbiamo capito perché, misteri dell'informatica moderna, ma chi se ne frega, alla fine siamo la radio non si vede, per cui va bene così. Allora, la radio è fatta di parole, il problema è quando mancano le parole. Se mancano le parole finisce di essere la radio e diventa un oggetto di arredamento, ma grazie a Dio in questa radio nessuno di noi mancano parole. Allora, buona gente, vi ricordo 340-670-9659 se volete dire la vostra. Vi do un rapido aggiornamento. Come sempre io mi atterrò alla cronaca sul tema dei nostri sub che sono morti alle Maldive. L'unica cosa che vi do è questa intervista, pagina 3, il Corriere della Sera. L'amico ancora a bordo del Duca di York, nessuna allerta meteo, c'erano sole e mare calmo, Monica e gli altri 4 erano tutti esperti. Il collega Riccardo Frignani intervista il professor Stefano Vanin, trevigiano, che risponde al telefono mentre si trova a bordo del Duke of York, la barca che ospitava anche i 5 sub italiani morti durante l'immersione. E all'ancora davanti all'atollo di Felidò, l'altro nome di Vavu, il docente associato di zoologia all'Università di Genova, amico e collega della ricercatrice Monica Montefalcone, scomparsa con la figlia Giorgia e altri 2 compagni di immersione. E dice, lo sa anche un bambino di quinta elementare che qui siamo ai tropici e uno scroscio d'acqua può capitare, ma oggi come ieri il tempo era buono, il mare tranquillo, sia per le immersioni sia per le successive ricerche. Ma cosa è successo? Ciò che è accaduto anche nei giorni precedenti. Monica e i suoi compagni di immersione si sono preparati e si sono immersi insieme, mentre gli altri 20 partecipanti alla crociera sono stati impegnati a svolgere altre iniziative sempre in acqua nel raggio di alcune centinaia di metri attorno alla nostra imbarcazione. Hanno tutti il brevetto per le immersioni. Vicino al Duca c'era il Doni, la barca d'appoggio con le bombole e le attrezzature con personale maldiviano. Dopo un'ora non li abbiamo visti riemergere nel punto prestabilito, non abbiamo visto nemmeno la boa che avrebbe dovuto precederli. E quindi ci siamo messi a pattugliare la zona, avanti e indietro, anche con l'ausilio prima di 2 barche e poi di altre che si sono avvicinate. E poi, quando abbiamo capito che era passato troppo tempo, troppe ore, ho chiamato subito l'unità di crisi della Farnesina. Il console onorario alle Maldive e l'ambasciata italiana a Colombo sono intervenuti insieme con le autorità locali impegnate nelle ricerche. Ci sono stati dei ritardi? No, assolutamente, anche perché qui le distanze sono enormi, non si può pensare che basta fare una telefonata e arriva subito la polizia. Ci sono miglia e miglia da percorrere. La Guardia Costiera maldiviana è arrivata anche con i sub e sono iniziate le ricerche. Proveranno ancora nei prossimi giorni a capire come raggiungere l'interno della grotta. Uno dei dispersi l'hanno trovato purtroppo morto in una zona accessibile, gli altri non li hanno visti, non sappiamo dove siano. Cosa può essere accaduto nella grotta? Non posso saperlo, non si possono fare ipotesi a caso. Chiaro che qualcosa è andato male, ma qui siamo tutti disgustati da quello che abbiamo letto. Bombole, ossigeno, errore, si potrà sapere solo dopo aver recuperato i corpi e per questo dico basta farneticazioni. Io so che Monica e gli altri erano subesperti, ma anche persone che fino a poco prima dell'ultima immersione erano serene, impegnate in quello che stavano facendo, la loro grande passione. Che cosa facevano? Raccoglievano dati che poi analizzavano al PC appena tornati a bordo. Non era una vacanza e così è stato durante tutta la crociera. Siete stati interrogati dalla polizia locale? Sì, hanno preso i nostri contatti. Ci hanno chiesto cosa era successo prima dell'immersione, se loro avevano mangiato, domande di routine. Adesso cosa farete?
Siamo pronti a tornare a Malé domani per concludere la crociera nel giorno previsto. Abbiamo letto che qualcuno è tornato già in Italia. Non è vero, siamo tutti qui. Incontreremo il personale diplomatico italiano che ci è stato sempre vicino. Solo che eravamo 24 più la guida e adesso siamo in 20. Tra l'altro, secondo il Corriere, i corpi degli altri 4 subacquei, il primo è stato recuperato alle 18:45 di ieri, ora italiana, Gianluca Benedetti. Gli altri 4 corpi si troverebbero nella terza camera delle grotte, che sono 10 metri sotto le prime 2, perché questa grotta ha un andamento a S e quindi nella parte superiore della S è stato trovato il primo e nella parte più bassa di questa lettera S dovrebbero trovarsi tutti gli altri. Poi ci sono ovviamente interviste a madri straziate e genitori disperati che io vi risparmio perché lo trovo irrispettoso. Questi non hanno nemmeno ancora avuto la possibilità di rivedere i loro cari e già dobbiamo sapere cosa volevano fare nella vita, i loro sogni strappati e tutto il resto. Io questo lo trovo discutibile, ecco, mettiamola così. Va bene, chiudiamo la pagina delle Maldive, un abbraccio grande alle famiglie e a questi sub. Torniamo ora a parlare parliamo adesso degli esiti della guerra, degli esiti del colloquio tra Trump e Xi Jinping. Diciamo che la situazione, il commento più generale da parte dei giornali del nostro paese è che non si sia raggiunto alcun obiettivo e che anzi Trump sia stato troppo morbido nei confronti dell'autocrate di Pechino. Repubblica dedica una paginata 6-7, Trump 6-7, Trump compiace Xi Jinping, no a Taiwan indipendente, non voglio inviare i soldati. Il ministro degli esteri cinese ci capisce, il leader USA d'accordo su Hormuz, offerta agli ayatollah, stop all'uranio per 20 anni. Mercoledì arriva Putin. Xi è diventato davvero un amico, dice Trump durante il volo di ritorno. La pensiamo allo stesso modo sulla guerra in Iran, sostiene Trump. Non vogliamo che l'Iran abbia armi nucleari, vogliamo che lo stretto di Hormuz sia aperto, ha detto mentre passeggiava col leader cinese nei giardini di Zonganai, cuore del potere comunista accanto alla città proibita. Vogliamo che l'Iran metta fine a questa situazione perché lì è una follia. Pure Pechino ha ribadito che Hormuz deve essere riaperto e che bisogna arrivare a un cessate il fuoco duraturo, ma questo conflitto non sarebbe mai dovuto scoppiare, ha ammonito il Ministero degli Esteri, lanciando una stoccata all'America. La guerra ha messo a dura prova la crescita globale, le catene di approvvigionamento. Il dialogo è la strada giusta da seguire, non la forza. Si deve raggiungere un accordo che tenga conto delle preoccupazioni di tutte le parti. Trump dice che per un accordo sul nucleare uno stop di 20 anni dell'arricchimento potrebbe bastare purché ci siano garanzie reali, ma poi avverte che la sua pazienza si sta esaurendo e che gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia. Ora ve lo dico io come va a finire. Questi prenderanno per il culo Trump e Trump si farà prendere per il culo perché ha le elezioni a fine anno, con la storiella dello stop di 20 anni. Dopodiché aspetteranno un paio d'anni, tanto oggi che giorno è? Il 16 di maggio del 2026. Diciamo che maggio, in altri 6 mesi, 7 mesi, l'anno è finito. Dopodiché a Trump che cosa resta? Il 27 e il 28, cioè 2 anni, perché il 20 gennaio 2029 deve entrare in carica un nuovo presidente, che potrebbe essere per esempio un democratico, e quelli riprendono l'arricchimento, a parte il fatto che lo riprenderanno a fare fottendosene bellamente di qualunque accordo sotto il naso di tutti quanti, sempre che Israele però non gli vada a scassare la faccia prima. Questo è quello che succederà. L'ho detto in termini forse un po' da bar, però vorrei che fosse abbastanza chiaro che cosa potrebbe succedere. E questo è l'errore, perché alla fine della fiera il regime sopravviverebbe, e sopravviverebbe per giunta nelle mani dei Pasdaran, quindi l'ala ancora più intransigente, e quindi non avremmo risolto un bel nulla. Complimenti davvero. Confidiamo in Marco Rubio.
Il presidente USA sperava in un aiuto da parte di Xi, starebbe in cambio valutando di allentare le sanzioni nei confronti delle compagnie petrolifere cinesi che acquistano greggio iraniano. La Cina si è impegnata a fondo per promuovere i colloqui di pace e continuerà a svolgere il proprio ruolo, si è limitata a dire Wang Yi. Non ho chiesto alla Cina nessun favore, dirà poi nel corso della giornata Trump. Traduzione, ha capito che Xi non ha intenzione di mostrarsi subordinato alle richieste americane. Sulla questione taiwanese, i commenti di Trump di ieri non hanno fatto altro che alimentare l'incertezza, non è cambiato nulla, dirò solo questo, non voglio che qualcuno diventi indipendente. Dovremmo percorrere 15.000 chilometri per combattere una guerra, non è quello che voglio che si calmino, voglio che la Cina si calmi, ha detto in un'intervista a Fox. Sul pacchetto di armi USA a Taipei da 14 miliardi di dollari che non è stato ancora approvato, l'americano ha detto potrei farlo, potrei non farlo. Non stiamo cercando di scatenare guerre. Se si mantenesse la situazione così com'è, penso che la Cina accetterebbe la cosa. Ma non vogliamo che qualcuno dica diventiamo indipendenti perché gli Stati Uniti ci sostengono. Stabilità nelle relazioni con l'America, questo vogliono i cinesi. La strategia di Xi prima di questo vertice era quella di prendere tempo, studiare più da vicino l'americano, poi mettere delle basi, elaborando una nuova visione, quella della stabilità strategica costruttiva, nuovo concetto annunciato giovedì dal leader. Xi e Trump nel corso di questo 2026 si incontreranno altre 3 volte. Pechino guarda già ai futuri negoziati. I prossimi mesi ci diranno se questa stabilità potrà reggere. Appuntamento allora al 24 settembre, quando Xi volerà in America. Ma intanto mercoledì arriva qui nella capitale cinese Vladimir Putin. Allora, andiamo a vedere, parliamo di economia invece, parliamo, visto che abbiamo evocato Hormuz, parliamo anche del costo della benzina. Quanto l'avete fatta stamattina la benzina? Fatecelo sapere. Non oso chiedervi il diesel perché sennò poi arrivano parolacce e insulti nelle zappe, non per colpa mia, ma ahimè, questa è la situazione. Allora, andiamo a vedere, eccolo qui, rompicapo energia per il governo, scrive Avvenire a pagina 7, Tajani evoca una manovra correttiva, poi ovviamente ha detto che era una voce dal sen fuggita, MEF e Palazzo Chigi lo correggono, lavoriamo con lui per maggiore flessibilità. Per imprimere una svolta a Bruxelles, Meloni ora cerca la sponda di Macron, a giugno fissato il vertice del disgelo a Cannes. I fatti intanto, ieri il premier e leader di Forza Italia, il vice premier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine del congresso regionale del suo partito nelle Marche, si è espresso con parole che hanno spaccato in due la politica. Ora vediamo il da farsi. Non escludo una manovra correttiva oltre agli interventi tampone, come quelli sulle accise, per la crisi economica scatenatasi dall'inizio della guerra in Iran. E poi interpellato sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio. Adesso è fondamentale lavorare affinché l'Europa si renda conto che debba esserci più flessibilità per gli aspetti legati al costo dell'energia, così come c'è più flessibilità sulle spese per la difesa. Dovrebbe esserci anche sugli aumenti del prezzo dell'energia provocati da fattori esterni. Noi non abbiamo nulla a che fare con la guerra in Iran, ma ne paghiamo le conseguenze. Evocare una manovra correttiva non è cosa da poco, indica che i conti non sono a posto, sono parole che possono avere impatto sui mercati, sullo spread nervoso da qualche settimana, sugli equilibri politici. Ed è affare diverso da uno scostamento, ovvero dalla decisione di fare più debito per finanziare misure urgenti, che è altro ancora da quella che sinora è stata la linea maestra di governo e Parlamento, ovvero chiedere più flessibilità in sede europea attraverso la clausola di salvaguardia nazionale non solo per le armi ma anche per l'energia. Sta di fatto che quell'espressione, manovra correttiva, non può volare libera nell'aria come un palloncino in un paese fragile dal punto di vista finanziario come l'Italia, e dunque il vice premier forzista viene corretto da una nota ufficiosa del governo che sembra avere la doppia firma di MEF e Palazzo Chigi. Nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione dal governo, si precisa. Al momento, si spiega, la linea è lavorare con l'Europa per rendere più flessibile la clausola per la difesa, in modo da poterla utilizzare anche per le spese legate all'energia. Quindi la situazione sembrerebbe essere rientrata. A proposito di Hormuz, lo vedevate o meglio, non l'avete visto, ma ve l'abbiamo raccontato in prima pagina
su Il Giornale. Andiamo a pagina 4 perché la Marina Militare si sta già muovendo, ovviamente su ordine del governo. Cacciamine italiani in rotta su Hormuz, segnale di apertura. Partita in salita, ma Roma scommette sul dialogo Israele-Libano, tregua di 45 giorni. Vittorio Macione su Il Giornale scrive che Crotone e Rimini, 2 dragamine italiani, sono partiti dal porto di Augusta senza fretta, anche perché non sono in grado di correre, sono mezzi che fanno 18 nodi al massimo, per arrivare tra più di un mese nei pressi dello stretto di Hormuz, passando però prima per Suez e facendo tappe e ristoro a Djibouti nel Corno d'Africa. La notizia del viaggio non è nuova, l'aveva già annunciata 2 giorni fa il ministro Crosetto, per la verità senza troppa enfasi, ricordando che a scortarli ci sono la Montecuccoli, l'unità multiruolo da combattimento con sistemi di difesa aerea, e l'Atlante, la nave della classe Vulcano che offre sostegno a livello logistico. A bordo ci sono più o meno 400 militari e insomma una piccola flotta che si muove nel segno comunque della pace. Come racconta il ministro degli esteri italiani, siamo i più bravi a sminare i mari. Crosetto aveva chiarito il motivo della missione: se si arrivasse davvero alla pace servirebbe un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. Questo vale per noi e per tutte le unità alleate. In via precauzionale stiamo così predisponendo che 2 unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Vi faccio notare che la settimana scorsa, 10 giorni fa, da Kiel, che è l'arsenale della marina tedesca, era partito il Fulda. Il Fulda è un altro cacciamine, più o meno come i nostri classe Gaeta, qua il Crotone e il Rimini, che aveva avuto come ordine da parte del governo tedesco di raggiungere il canale di Suez e di muoversi nel Mediterraneo orientale, pronto nel caso ad attraversare Suez e quindi puntare su Hormuz. Come vedete, finalmente anche noi gli stiamo mandando i cacciamine. La domanda però è un'altra, scrive ancora Macione: perché le navi sono partite proprio adesso? Il mese è un orizzonte che racconta molte cose, l'idea è di anticipare i tempi perché nonostante tutto c'è in giro un sentore di tregua, c'è la possibilità che i faticosi negoziati con l'Iran portino a qualcosa di concreto e non solo minacce e discussioni senza realtà sul destino dell'uranio. Un mezzo sospiro di sollievo arriva dai negoziati tra Libano e Israele, con Washington a mediare, altri 45 giorni di cessate il fuoco. L'idea è consentire ulteriori progressi, con un nuovo round di colloqui che si terrà il 2 e 3 giugno. Inoltre, il 29 maggio verrà avviato al Pentagono un dialogo sulla sicurezza con delegazioni militari. È sempre il libro delle belle speranze, ma la tregua in Libano è un passaggio fondamentale per qualsiasi discorso che riguarda la stabilità del Medio Oriente. Ma vediamo che cosa succede. Noi siamo possibilisti. Comunque, buona mossa mandare i nostri 2 cacciamine. Adesso ritorniamo in Italia augurando buon vento alle nostre unità della Marina Militare e scusate un attimo, deve essere arrivata una zappa, vediamo un po' chi è che mi scrive. Pietro: ieri diesel 1,94 euro. Dove però, scusami, Pietro? A Bergamo, presumo? Fammelo sapere. Ok, andiamo oltre. Allora, vi dicevo, perché io onestamente sono rimasto abbastanza scioccato quando ho visto il video che è stato fatto da Anna Cisint, ma ammetto che leggerlo è ancora più inquietante. Andiamo a pagina 4-5 di come si chiama? Del Tempo. Vediamo un attimo di ritrovarlo perché io sono davvero... Eccoli qua. Pagina 2, scusate. Allora, ne scrive la collega Francesca Totolo su Il Tempo. Il lavaggio del cervello. A Trieste è l'ultima iniziativa di una scuola elementare di Marostiche insieme a un'associazione che si occupa di richiedenti asilo. Bambini scalzi, bendati e bagnati per imparare a fare i migranti. E polemica per un video in cui dei piccoli in gita vengono portati tra gli immigrati per emularli. Nel video pubblicato dalla Fornasir si scorgono chiaramente le camionette della polizia che presidiano Piazza della Libertà.
la quale era stata inclusa dalla prefettura tra le cosiddette zone rosse nel gennaio del 25. Quell'area è tristemente conosciuta per diversi episodi di criminalità perpetrati da stranieri, tra accoltellamenti, molestie ai danni di donne, risse e spaccio di droga. Nel pomeriggio di qualche giorno fa, proprio in quella piazza, un ventenne afghano è stato accoltellato mentre dormiva su una panchina da un connazionale, il quale poi si è dichiarato minorenne ed è stato rimesso a piede libero. Secondo gli investigatori, la vicenda si inquadrerebbe nell'ambito di un presunto giro di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso anno una ragazzina minorenne è stata seguita, aggredita, palpeggiata da un tunisino con precedenti specifici, il quale ha poi colpito anche il padre intervenuto per difendere la figlia. Nel 2024, in uno stabile abbandonato nelle vicinanze di Piazza della Libertà, una ragazza di 20 anni è stata stuprata da 2 tunisini, poco più che maggiorenni. Ecco, e qui ci hanno portato i bambini. Sentite un po' qua. Piazza della Libertà, chiamata anche Piazza del Mondo, è stata oggi inaugurata dai piccoli alunni e alunne di Marostica, scrive sui social Lorena Fornasir dell'associazione Linea d'Ombra, spiegando: avevamo prima fatto un percorso con la loro insegnante e sono giunti preparati, interessati, desiderosi di partecipare alla distribuzione del pasto serale e dei calzini che ognuno di loro ha portato in dono ai ragazzi migranti. A illustrare quel percorso ci hanno pensato i bambini della scuola primaria Arpalice Cuman Pertile. Jacopo e Francesco spiegano che in aula hanno simulato di essere gli immigrati che percorrono la rotta balcanica. Dopo essere stati privati delle scarpe, bendati e bagnati, gli alunni hanno dovuto oltrepassare alcuni ostacoli. I bambini sono stati bendati perché di solito gli immigrati camminano al buio per non farsi trovare dalla polizia, afferma il piccolo Francesco, circondato da decine di robusti uomini afghani, bengalesi e pakistani, alcuni richiedenti asilo e altri irregolari. Già giudice onorario presso il Tribunale dei minori di Trieste, Lorena Fornasir è un personaggio noto a Trieste, sempre in prima linea per sostenere rimostranze progressiste. Le sue foto, dove medicava genuflessa i piedi agli immigrati, sono rimbalzate sulle pagine dei quotidiani italiani. Fondatrice col marito dell'associazione Linea d'Ombra, sono stati definiti i Samaritani di Trieste. La coppia era finita però anche al centro della cronaca perché indagata per reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata dal fine di trarne profitto. Nel novembre del 21 il Tribunale di Bologna aveva disposto l'archiviazione del segmento di procedimento relativo alla Fornasir e al marito Gianandrea Franchi, accogliendo la richiesta avanzata alla Procura perché non erano emersi elementi che consentivano la sostenibilità dibattimentale dell'accusa. Intervistata in una trasmissione televisiva, la Fornasir aveva definito angeli i trafficanti di esseri umani perché salvano la vita agli immigrati e criminali gli stati che cercano di fermare l'ondata migratoria. Bocca mia, taci, bocca mia, taci. Però qualcun altro non ha taciuto, appunto, la Cisint, e in particolare, ecco la reazione, è sceso in campo il ministro Valditara. Il Ministero avvia le verifiche, Fratelli d'Italia e Lega interrogano Valditara, il Dicastero dell'Istruzione, siamo sempre sul tempo, vuole vederci chiaro su quanto avvenuto in Friuli Venezia Giulia. A essere indignata per l'accaduto intanto è la Lega. Dalla vice segretaria del partito Silvia Sardone e diversi parlamentari non sono mancate le denunce per quanto svoltosi. Da Trieste, dichiarano in una nota l'europarlamentare del Carroccio Anna Cisint e il senatore Marco Dreosto, arrivano immagini vergognose di bambini costretti dalle maestre a camminare scalzi sui sassi per sentirsi come migranti clandestini. Scene inaudite che non pensavamo di dover mai commentare. Le maestre di questa scuola elementare di Marostica hanno fatto un vero e proprio lavaggio del cervello a questi piccoli. Prima hanno simulato a scuola la rotta balcanica, portando dei bambini a camminare scalzi, bagnati e bendati sui sassi. Dopo, evidentemente non contente, li hanno portati a Trieste, in Piazza Libertà, in mezzo ai clandestini, dove solo pochi giorni fa, tra l'altro, è avvenuto l'ennesimo gravissimo fatto di sangue tra extracomunitari. Motivo per cui il partito guidato da Matteo Salvini è pronto a presentare un'interrogazione parlamentare sia al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara che a quello dell'interno Matteo Piantedosi. Il nostro obiettivo, spiegano, è segnalare una situazione inaccettabile e chiedere immediati provvedimenti nei confronti di queste maestre.
Ma quante di quelle situazioni così ci saranno? I bambini non si toccano. Sui fatti di Trieste è intervenuto pure Fratelli d'Italia mediante il deputato Silvio Giovine. La scuola, spiega, deve formare cittadini liberi e consapevoli, non esporre bambini a messaggi politicamente orientati, ideologici o peggio diseducativi come l'idea che le forze dell'ordine sia un ostacolo da deludere. Abbiamo chiesto al ministro Valditara di fare luce sulla vicenda acquisendo ogni informazione utile a chiarire, in primis alle famiglie, quali attività siano state svolte, con quali soggetti esterni, sulla base di quali autorizzazioni, con quale vigilanza. Chiediamo inoltre di chiarire a quale titolo sia stata coinvolta la cooperativa Concadoro, quali finalità ha, quale attività svolge, se riceve contributi pubblici e con quale qualificazione sia stata individuata come soggetto formativo per dei bambini della scuola primaria. Io solo una domanda ho, ma i genitori in tutto questo niente da dire? Cioè gli andava bene una scena del genere? Poi vedete, a me sta cosa appunto di eludere la polizia, no? Gli sbirri, no? Perché com'è che dicevano da una certa parte politica in questo paese negli anni 60-70 che sparare a un celerino non era reato? È vero? È vero o non è vero? Lo dicevano quelli lì col pugno chiuso, col saluto vigoroso a pugno chiuso negli anni 60-70, che poi inneggiavano anche a quegli altri amici loro che prima erano compagni che sbagliavano e dopo sono diventati quelli con la stella a 5 punte che avevano portato l'attacco allo Stato, le Brigate Rosse, giusto per chiarirci. Allora è arrivata un'altra zappa 340-670-9659, tra poco apriamo il telefono. Eccoci qua. Dunque, allora il nostro Pietro ha fatto diesel 1,94 € a Curno, provincia di Bergamo, vicino all'Esselunga, F Petrol. Lorenzo da Como, ciao, grazie intanto della precisazione Pietro. Lorenzo da Como, ciao Lorenzo, ciao Antonino, ma i genitori vengono informati preventivamente delle attività così particolari a cui vengono sottoposti i loro figli? Penso di no, altrimenti farebbero una sommossa. Buona giornata. Ma guarda, questa è una bella domanda. Il problema è che non si è sentita ancora, almeno che io sappia per le informazioni che ho qua in mano mentre ti parlo, non mi risulta proprio, non sento voci di chi si possa essere opposto o abbia espresso quantomeno una critica o abbia sollevato un sopracciglio, niente, nada, nisba, nulla. Le 8:59 minuti e 9 secondi, noi ce ne andiamo in pausa e ci sentiamo l'immenso Elvis Presley, It's Now or Never del 1960, che è la versione americana di O Sole Mio. A tra poco. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling.
be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Natalia, le 9, 2 minuti e 14 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa in accidentale sostituzione del grandissimo Pier Vittorio Scimia. Allora, bella gente, il telefono è aperto 0292947222, però io vi vorrei chiedere un momentito per chiudere con quello che sta succedendo a Cuba. C'era quello che alla psicologa alla visita militare a Catanzaro disse: e tu che cosa sogni? C'era questa psicologa, era probabilmente napoletana, questa bella donna riccia da cui ti mandavano per fare questi colloqui, e arrivò questo completamente strafatto che non capiva nemmeno in che anno fossimo, la guardò, lei gli disse: e tu che sogni tieni? E lui la guardò e disse: sogno Cuba. Meraviglioso, lui sognava Cuba, signori. Ce n'è gente strana al mondo. E ce n'è così tanta perché Dio la ama, e questo è poco ma sicuro. Allora, andiamo a vedere su libero.it. Sì, libero.it, vabbè. Come vedete c'è anche gente rimbambita e ce n'è tanta al mondo. Una di queste vi sta parlando al microfono di una radio nazionale italiana. Or dunque, Libero ovviamente, il quotidiano Libero, eccolo qua. Andiamo a vedere, eccolo qua, pagina 15, signore e signori, chi è? Dario Mazzocchi che scrive: la CIA a Cuba tratta l'esilio dei Castro, il direttore dell'intelligence USA incontra generali ministri, il nipote di Fidel, pronto il mandato contro Raul. Quando se ne vanno gli mettiamo Maracaibo di Luco Lombo. Lo sapete che Maracaibo è una canzone nella quale si parla di Fidel Castro, solo che fu censurata per evitare problemi politici con Cuba. Innamorata, sì, ma di Miguel. Ma Miguel non c'era, era in cordigliera fino da mattina a sera. Non era Miguel, era Fidel in realtà. E allora vediamo un po' che cosa si dice qui. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è incontrato col ministro degli interni di Cuba, il generale Lázaro Alberto Alvarez Casas, il capo dei servizi segreti dell'isola. Alla vigilia del vertice, il Dipartimento di Stato americano aveva avanzato con una comunicazione un aiuto di $100 milioni in cambio di riforme significative del sistema comunista cubano. Un'offerta che sarebbe stata accettata proprio giovedì in concomitanza con l'arrivo di Ratcliffe, immortalato in alcuni scatti fotografici condivisi dagli account social ufficiali della CIA. Il governo cubano si è affrettato a sottolineare che il faccia a faccia si sarebbe svolto su richiesta degli Stati Uniti. Un momento che prendiamo le telefonate, arriviamo subito. Da Washington hanno invece riferito alcuni passaggi dell'intervento del direttore del servizio di intelligence, il presidente Miguel Díaz-Canel, e il suo apparato devono apportare cambiamenti fondamentali per poter riprendere le collaborazioni con gli USA sulle questioni economiche e di sicurezza. Ratcliffe avrebbe aggiunto ai funzionari cubani che, per stabilizzare l'economia nazionale e avviare un dialogo con l'amministrazione di Donald Trump, hanno una finestra temporale limitata da rispettare, raccomandando di prendere sul serio le parole dell'inquilino della Casa Bianca sulla necessità di un vero cambiamento. Per rendere meglio l'idea, avrebbe apertamente citato il raid militare che a gennaio ha deposto Nicolás Maduro alla guida del Venezuela.
All'indomani dell'operazione, Trump aveva definito Cuba una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza americana e invocato poteri d'emergenza per aumentare la pressione sul regime. Cuba sarà la prossima, resta uno dei messaggi che il presidente statunitense ripete a più riprese. Pronto, chi è là? Pronto? Ciao, Sì. buongiorno, sono Pier di nuovo. Ciao Pier. Allora, mi hai fregato perché ti sei messo a parlare di Cuba, che è il mio paese d'origine. Cuba, che roba è la salsa. E quindi mi hai fregato. No, un sogno di andare a Cuba lo devono avere tutti, perché Cuba è baciata da Dio, però è sfortunata dagli uomini. Adesso io voglio intervenire sulla questione di Marostica. Vai. Una battuta a Cuba. Non è vero quello che raccontano le grandi manifestazioni del 1° di maggio, ci sono immagini molto evidenti mandate nei giri, diciamo, delle persone che si conoscono, che dimostrano che invece sotto l'ambasciata americana c'erano 1000 persone, tutte in divisa, tutte concordate. Insomma, i cubani aspettano di togliersi dalle scatole queste, parliamoci chiaro. Vabbè, vedremo. Allora andiamo alla questione della scuola. Il ministro Valditara sta facendo passare, mi sembra con un decreto, comunque all'interno di un meccanismo legislativo, la questione del consenso informato. Quindi le famiglie, su qualunque iniziativa venisse fatta e promossa dalla scuola, da qualunque istituto, deve informare le famiglie, soprattutto se si tratta di minori, e avere il consenso. Questo secondo me è quello che taglia la testa al toro. Però rimane una domanda da farci. Siccome io del mestiere ci sono, e lo sai, voglio dire, quella scuola pubblica, elementare, quindi in un comprensivo presumibilmente, che ha fatto questa iniziativa, non può averla fatta al buio, perché deve aver coinvolto il consiglio di classe, quindi il gruppo dei docenti, chiamiamolo così, non sono professori questi perché elementari chiamano docenti e basta, probabilmente presentata al dirigente scolastico, se non approvata dal consiglio d'istituto. Allora lì c'è da capire una cosa: o lì c'è un covo in Friuli, non mi sembra di capire dalle scelte che vengono fatte, di fans dell'immigrazione clandestina, o se no lì c'è un'interruzione di comunicazione molto importante, con una serie anche probabilmente di azioni svolte non correttamente. Quindi è inevitabile che venga fatta un'indagine, ma vediamo perché. Perché tu non puoi fare una roba del genere con dei bambini. Qualunque sia la loro opinione o sarà la loro opinione, non puoi far credere che questa sia una modalità per comprendere il dramma dell'immigrazione e soprattutto generare all'interno di questo meccanismo un qualcosa contro lo Stato, contro la polizia, contro l'istituzione scolastica stessa. E questo deve far riflettere, perché non è che uno si alza la mattina e decide facciamo sta cosa, non c'è l'insegnante che decide di fare questo. Qui c'è qualcuno che evidentemente, poi appoggiandosi a queste cooperative esterne, perché non c'è solo il problema dell'immigrazione, c'è il problema LGBTQ, tutte quelle cose lì, per cui a un bambino può anche essere detto che non si sa se sia maschio o femmina, anche se ha il pisellino o se ha la paperina, hai capito? E queste cose passano ogni tanto, filtrano in mezzo e sono coperte, puoi immaginare da chi. Qui va fatta pulizia. Tutto qua. Grazie a te, ma sai, io temo invece che ci sia anche una componente genitoriale, perché io ricordo 30 anni fa, purtroppo questi sono degli archetipi che si ripetono di generazione in generazione. 30 anni fa la madre di un mio compagno, oddio mio come è passato il tempo, 35 anni fa, la madre di un mio compagno di classe che alle medie andava ai colloqui scuola-famiglia e all'insegnante di italiano diceva che mio figlio i compiti li fa subito e poi dopo va a giocare a pallone, per favore più compiti. Perché? Perché così credeva di essere accondiscendente coi prof e strappare il punticino in più. Sai, Pier, io non escludo che ci sia stata qualche madre in fregola di mondialismo che abbia detto che bella iniziativa, li dobbiamo avere più umani questi bambini.
Andiamo avanti, guarda, vorrei dirne di cose, ma mi devo tenere. Altra telefonata, pronto, chi è là? Salve, sono Luca da Corico. Ehi, ciao Luca. Ciao. Ti ricorderai che c'era una canzone di Eugenio Finardi che a un certo punto diceva: sì, forse è vero che a Cuba non c'è il paradiso e che non vorremmo essere in Cina a coltivare riso. Già. Questo circa 40 anni fa, forse. Sì. Beh, io a Cuba ci sono stato 10 anni fa per lavoro, ci ho vissuto un pochino. Già allora, all'epoca, c'erano le sanzioni degli Stati Uniti, che ricordo che le sanzioni economiche sono un atto di guerra per il diritto internazionale. Beh, vi dico una cosa, 10 anni fa a Cuba non esisteva sull'isola un sacchetto della spazzatura. Cioè il sacchetto nero della spazzatura sull'isola non c'era 10 anni fa, perché non c'era la plastica, perché costava troppo caro, perché bisogna importarla. Questo per darvi la dimensione di che cosa ha subito quel paese a causa delle sanzioni americane. Vi vorrei dire però un'altra cosa. Io ho visto gli americani che venivano a curarsi, a fare le cure mediche a Cuba perché nel loro paese non riuscivano a pagarle, e ho visto anche delle scolaresche di bambini cubani che andavano tutti in divisa la mattina in fila per due alla scuola di danza dello Stato cubano. Questo non voglio dire che lo Stato cubano sia uno Stato perfetto, però a me sembra che debba esistere nel mondo anche un modo diverso di vivere, di una società diversa da quella che è il capitalismo finanziario che ormai domina le nostre società, dove l'essere umano è diventato un consumatore e basta. E che gli Stati Uniti raccontano che Cuba è una minaccia per loro e quindi devono intervenire del prossimo della lista, la trovo una cosa vergognosa. Perché quel popolo lì sta subendo una crisi, ma da decenni, che è immotivata, perché Cuba non è mai stata e non sarà mai una minaccia per gli Stati Uniti, è solo un modo diverso di vivere. E concludo con una considerazione. Negli anni 50 Cuba era il bordello degli Stati Uniti. Cosa deve diventare di nuovo il bordello degli Stati Uniti e degli americani? Grazie Antonino. Ci piacerebbe vivere in un mondo ideale, purtroppo Cuba non lo è. Non è il problema delle sanzioni degli americani. Io vorrei ricordare che Cuba è un paese in mano a un regime comunista, nel quale la libertà umana non esiste e l'individuo non si realizza, che ha garantito più di 60 anni intanto di assoluta assenza di diritti tipo la libertà di parola e così via. Ma anche e soprattutto, come tutte le dittature comuniste, è servito nel 1962, Fidel Castro è stato l'utile idiota che è servito a quell'altro abbinazzato di Khrushchev per farsi venire la felice idea di piazzare dei missili a testata atomica a meno di 90 chilometri dalle coste americane. L'embargo è stato dovuto a quello. Così come è stato dovuto al fatto che nel corso degli anni Cuba prima è stata l'utile idiota dei sovietici nell'area, poi quando i russi sono rimasti senza i soldi, Cuba si è appoggiata al Venezuela di Maduro. Venezuela di Maduro, che come ci ha spiegato la nostra Blanca Bricegno, anche quello un altro paradiso socialista, che con le pezze al culo e con la disperazione più totale per le strade. Ecco, paese socialista che ha aperto le porte a Hezbollah e all'Iran e al peggior terrorismo jihadista che si è diffuso così nell'America Latina. Ogni volta ce la si piglia, ma gli americani. No. È stato un regime liberticida comunista che peraltro nella sua cattiva gestione, vedete, il problema non è che a Cuba ci si curava gratis perché interveniva lo Stato. Gli americani non vanno solo a Cuba a curarsi, vanno a curarsi pure al Canada, se è per questo. Oppure si trasferiscono e vanno a vivere in Europa. Qualche 6 mesi fa ne scrivevo su Italia Oggi la storia di questa americana che alla fine si è trasferita in Francia per avere la sanità pubblica. Ma il fatto che la gente sia andata a curarsi a Cuba perché c'era la sanità cubana non vuol dire che quello fosse il migliore dei mondi possibili. Cioè, qui c'è l'idea che il capitalismo sia male. No, il capitalismo non è affatto un male.
perché a Cuba la gestione comunista ha distrutto completamente l'industria. Cuba oggi non è in grado di produrre un cacchio di niente, non è in grado di sfruttare il suo terreno, non è in grado di produrre ed esportare, non è in grado di fare nulla, perché il regime comunista non è stato assolutamente in grado di sviluppare l'economia nazionale, ma molto semplicemente fa vivacchiare questo paese. Lo ha fatto vivacchiare prendendo soldi da tutte le parti e facendo l'utile idiota di questo e di quello. Ma alla fine i regimi comunisti non sono la soluzione, non sono la risposta, e mi fanno paura quelli che inneggiano alla libertà cubana o alla libertà cinese, perché io non vorrei mai e poi mai vivere nella libertà cinese. Un'ultima cosa, se mi posso permettere, ecco qua. Pier, 5 milioni di cubani sono scappati su 12 milioni di abitanti, chissà perché quei 5 milioni di cubani sono scappati, forse perché loro preferivano pagarsi le cure in America, chi lo sa. Quel signore che ha visto una Cuba sconosciuta non solo a me, ma anche a molti miei amici cubani, non si possono dire certe fregnacce ideologiche, Antonia da Udine. Non è una divisa, è il vestitino che tutti gli studenti hanno fino all'8ª classe. Ecco, a me l'idea che arriva l'uomo forte, abbaia e risolve i problemi e lo Stato si occupa di te dalla culla alla tomba non piace affatto. Vi dirò un'ultima cosa. Ogni anno milioni di famiglie povere escono dalla povertà, lo sapete perché? Non grazie al comunismo, ma grazie al capitalismo. Allora, che il capitalismo possa essere spietato, sono d'accordo con voi. Ma vale la questione che è stata posta dalla Centesimus Annus di Giovanni Paolo II nel 1991. Se il capitalismo così com'è non va, deve essere riformato. Ma aggiungerei, col cacchio che io rinuncerei al capitalismo. Altra telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbiadene. Ehi, grandissimo, ciao, che mi dici di bello? Ciao. Che mi dici di bello? Ma sì, dai, non mi lamento. Invecchio, sto bene, in salute, non posso lamentarmi. Si va avanti, Invecchiare, si cresce, ecco, dai. Mi piace vivere in un paese capitalista, anche se io non ho i soldi, ma a me non me ne frega niente se ce li hanno gli altri. Io ho avuto l'opportunità di avere un buon lavoro, di essermi impegnato, non ho scelto quello che mi piaceva, mi sono adattato a quello che ho potuto fare, l'ho fatto bene, ho un discreto successo, ho un figlio che studia, che nonostante non è che è in un paese capitalista, però l'università non è che mi costa un occhio della testa, sono 2.500 euro all'anno, ce la posso fare, si fanno i sacrifici e sinceramente io quando sento gente che mi parla di Cuba, voleva difendere il Venezuela e poi come dici tu ci sono milioni e milioni di persone che scappano, industrie che vengono fatte fallire, povertà che non è endemica perché lì non c'è mai la possibilità di crescere, no, personalmente, di dire ma guarda io sono più bravo di te a fare una certa cosa, mi impegno, voglio vivere meglio, no, sono paesi piatti. E poi una cosa che non dicono mai, che a me veramente io odio quando non la citano, sono i prigionieri politici che vengono messi nelle galere per anni e anni, che vengono sempre nascosti queste statistiche, come parliamo della Cina, parlavamo del Venezuela, di Cuba, di tutti i paesi comunisti. Allora cos'è che ti piace in un paese dove magari non c'è il capitalismo, però c'è la galera perché dici quello che pensi? A me lo dovrebbero spiegare. Poi questa storia che vanno a Cuba e vedono le cose che gli fanno vedere. È come quando il turista va in qualsiasi paese e dice io sono stato in Giamaica, anche in Giamaica ho visto i bambini in divisa, non li avevo mai visti in Italia, no? Però in Giamaica c'è una cosa, puoi votare. Non ci sono le prigioni, non ho visto gli agenti segreti che mi correvano dietro per vedere se parlavo con qualche giamaicano. Cioè la differenza è quella del turista, no? Io ci sto lì 15 giorni e ho già capito tutto. No, se ti piace Cuba, vai a viverci 6 mesi ma senza soldi però. Vai, ti fai pagare a tagliare la canna da zucchero, quello che fanno, vai a lavorare nei ristoranti, ti pagano come cubano e poi dopo mi dici ma forse il capitalismo non è così male. La faccenda del capitalismo è semplice, il capitalismo e c'è la democrazia e tu puoi votare quello che vuoi, nel comunismo non voti niente e ti prendi quello che c'è. Ciao, ti saluto. Non ho altro da aggiungere. Vedete, il capitalismo fa leva sull'uomo, sulle sue ambizioni.
e dice impegnati, se ce la fai qualcosa te la diamo, qualcosa la ottieni. Il comunismo no, il comunismo ottunde e dice a me non me ne frega niente come sei tu. Questo c'è e questo ti devi tenere. Ci sono 10 paia di scarpe oggi e siete in 12 e vaffanculo, chi se ne frega. Noi 10 te ne potevamo dare. Amen. E non puoi parlare. Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Walter. Uella! Ciao, il bistro ieri e oggi. Allora, il capitalismo è il peggior modo per distribuire ricchezza, il comunismo è il miglior modo per distribuire la povertà, l'ha detto Winston Churchill. Chiudi. Volevo dire due cose. La prima è questa, sto leggendo Nemesi di Alberoni. Sì. E lo consiglierei come lettura di questo libro tutti coloro che parlano di capitalismo e di comunismo per capire un po' anche di religione. Comunque è un libro bellissimo che apre molto gli occhi. La seconda cosa era riferita alla scuola. Quando tu come genitore, ti parlo per esperienza diretta, quando tu come anni fa, ormai i miei figli superano i 30, quando tu in una scuola elementare o anche in una scuola media, di fronte a una proposta come quella di andare, faccio un esempio, andiamo a visitare un centro per il rimpatrio fatta dal professore con la sciarpa al collo rossa. Sì, no, oggi con la keffia palestinese. Oggi con la keffia. Tutti per partito preso dicono sì, bello, Se tu, unico o in due, alzi la mano e dici no, non lo ritengo una cosa corretta, tu vieni discriminato per tutto il resto dell'anno. Questi insegnanti o coloro che hanno proposto ti indicano col dito e dicono quello lì bisogna farlo morire. Quindi io mi spiego il fatto che eventualmente i genitori di questo, non lo so, è un'ipotesi, non abbiano reagito, non abbiano parlato, non si siano rifiutati per paura poi delle ripercussioni sul proprio figlio. È così, mia figlia, ti faccio un esempio, lei ha vissuto 12 anni in Australia, adesso è rientrata, si era scontrata politicamente con l'insegnante di inglese e l'insegnante di inglese l'ha massacrata per tutto l'anno, dicendole che lei in inglese sarebbe stata una capra, bla bla bla. Beh, insomma è cittadina australiana, tagliamola corta, proprio perché si era scontrata politicamente. Questo nelle elementari capita al genitore, ma nelle medie già e nelle superiori capita sicuramente allo studente. Se lo studente si ribella e ti ricordi quel ragazzino che si era rifiutato di salire le scale con i colori LGBT? Sì. Tutti, no? Ecco, ma lui ha fatto una cosa che poi ne ha dovuto pagare le conseguenze. Questo è un paese democratico? No, questo è il comunismo, come vedi, questo è il comunismo. Ciao, questo è il comunismo, dove appunto il dissidente poi viene segnato a dito e come tale deve pagarla. D'altronde nel 1975 quel povero Cristo di Sergio Ramelli, appena 19 anni, è stato aggredito da alcuni soggetti armati di chiave inglese semplicemente perché aveva scritto un tema, signori. Un tema, lui, ragazzo del Movimento Sociale Italiano, in una scuola dove erano tutti compagni, tema che non era piaciuto al sinedrio dei comunistoni, l'avevano messo in bacheca, lo avevano segnato a dito e poi gli hanno dato una lezione. La lezione è consistita nello sfondargli il cranio e farlo morire dopo 40 giorni. Questa è stata la loro visione democratica. Questo è stato. Poi parliamo di quello che è successo a quelli che hanno preso a colpi di chiave inglese il povero Sergio Ramelli. Onore a Sergio Ramelli, sempre e comunque. Va bene, ma vedete, il comunismo, il problema è che è un'ideologia che è stata ampiamente sconfitta dalla storia. Chi ci vive in quei regimi fa di tutto per poterne uscire e anche alla svelta. Le testimonianze non sono mancate. Noi abbiamo avuto qui gli esuli cubani a Zoom, andatevi a ricercare la puntata. Abbiamo avuto appunto Blanca Briceno dell'Airesven
che sono gli esuli venezuelani qui in Italia. Non mi pare fossero entusiasti della situazione né di Cuba né tantomeno del Venezuela. Però c'è sempre quello che io ci sono stato ed è bellissimo. Certo, pure pure Ilaria Salis e Mimmo Lucano sono stati a Cuba e l'hanno trovata bellissima. Li hanno messi sui camioncini e li hanno portati a fare l'equivalente del giro che si fa allo zoo per vedere gli animali in gabbia, e loro li hanno portati a vedere i cubani in gabbia, contenti di essere cubani in gabbia, in un posto nel quale di notte le strade sono al buio perché non hanno più il petrolio per far andare le centrali elettriche, e gli hotel invece sono illuminati a tutta birra perché c'hanno i gruppi elettrogeni e agli ospiti mica si può mostrare che si sta nella miseria più nera. Però è colpa degli americani. Poi dire che Cuba era il bordello degli americani, ragazzi, non mi pare che sotto Fidel Cuba abbia brillato per pulizia morale e robe di questo genere, anzi. La dittatura, ora rispondo anche al nostro Lorenzo Viviani che mi dice esattamente uguale alla storia che il fascismo ha fatto anche cose giuste, senza la libertà sei senza ossigeno. Esatto, è proprio così. Dice, ma i treni arrivavano in orario? Sì, però guai a te se fiatavi. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Scusa il rumore, ma sono per strada. Vabbè, buongiorno a te. Mi sono sentito di intervenire perché avete introdotto un tema che a me è piaciuto, quello di Cuba. L'altro tema è quello riguardante a una frase che anche tu stamattina hai detto, pronunciata in televisione qualche giorno fa, che tutti sogniamo uno stupro. A me viene da vomitare solo all'idea, credimi. Ecco, questo testimonia l'indirizzo che le elite politico-culturali, tra virgolette intellettualoidi, stanno dando a questo paese. Stanno introducendo l'accettazione supina assolutamente normale dello stupro. Perché? Perché lo stupro è tranquillamente consentito nel mondo di quelli che vogliono le moschee. Infatti, hai sentito delle femministe tu arrabbiarsi? No, perché io ti pongo un altro tema di riflessione. Tutti noi sogniamo lo stupro in quanto bianchi, maschi, eterosessuali, figli del patriarcato? Punto di domanda. Perché sai, nell'altro caso si direbbe ma è la loro cultura. E quindi stiamo andando lì e nessuno si ribella nel mondo scolastico, nessuno si ribella nel mondo intellettuale, nessuno si ribella in tutte quelle. Cioè la società civile è assolutamente immobile, quasi disinteressata a queste nuove tematiche che potrebbero, se non ci ribelliamo prima, ovviamente politicamente parlando, diventare la realtà di domani. Tutto qua. Pensiamoci. Ciao Antonino, grazie. Pensiamoci, sì. Allora, le 9:29 minuti e 32 secondi, noi abbiamo terminato per questa rassegna stampa supplente di oggi. Adesso cosa c'è? Adesso c'è Liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, ci pigliamo un caffè insieme a lui, alle sue idee, e poi dalle 9:35 in poi c'è il garage dell'Alfista. Giuro che io non c'entro niente, ma sappiate che Walter Marano del gruppo Alfisti Salernitano e Catania Club Alfa Romeo, il suo presidente Orazio Pennisi, stanno convergendo su Vibo Valencia. Ribadisco, io non c'entro niente, perché oggi e domani faranno il raduno lì e ce lo faremo raccontare tra poco. A dopo. Avete ascoltato la rassegna stampa.